pomeriggio al Parco dello Storga, dove una donna è stata inseguita da un maniaco che voleva farle violenza. La signora è riuscita a scappare e a chiedere aiuto, l'uomo si è dileguato. Per un'ora in balia dei banditi, 56enne di Bassano, sequestrato e rapinato del prezioso carico e poi scaricato a Pederoba. Indagini serrate dai carabinieri su una vicenda che presenta ancora punti oscuri. 2 ladri arrestati, il terzo complice. Con le ore contate gli agenti del commissariato di Conegliano bloccano i malviventi che hanno svaligiato la sacrestia della chiesa di San Fior. Schianto tra mezzi pesanti stamane lungo il passante all'altezza di Zero Branco, un ferito e traffico nel caos, disagi anche in A27 per un tiro in fiamme lungo la carreggiata. È rimasto schiacciato da un pesante manufatto in cemento mentre lavorava in un cantiere di La Villorba, 43enne, grave in ospedale a Treviso. Durissima lettera del CIO che attacca il governo, la legge sullo sport in discussione al Senato intacca l'autonomia del CONI e va modificata, tra le ipotesi peggiori anche la decadenza dell'assegnazione di Cortina Milano 2026. Rimosso a tempo di record il murales apparso a Treviso che contestava Matteo Salvini, rappresentato come un diavolo che baciava il crocifisso. La città si divide sul provvedimento. Si avvicinano le riprese del film sulla storia della mamma di Spresiano che prima di morire di cancro ha lasciato la figlia piccola di 18 doni. L'attrice Vittoria Puccini, che interpreterà Elisa Girotto, ha incontrato il marito. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, paura oggi pomeriggio al Parco dello Storga, dove una donna è stata inseguita da un maniaco che probabilmente voleva farle violenza. La signora è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Inseguita da un maniaco che completamente nudo si è prima esibito davanti a lei, poi ha cercato di raggiungerla. Attimi di terrore oggi pomeriggio al Parco dello Storga per una donna che stava passeggiando nel polmone verde a 2 passi dalla città. A un certo punto questa persona esce da un cespuglio e praticamente è completamente nudo e si sta masturbando in maniera morbosa davanti a me. Io sono rimasta ovviamente esterrefatta di quello che stavo vedendo e ho accelerato il passo assolutamente senza neanche rivolgergli la parola. Acceleravo sempre di più quando a un certo punto ho sentito alle mie spalle lui che mi stava inseguendo, sempre nudo, era completamente nudo, e che smaniava, faceva gemiti, cose, le sue oscenità, e stava cercando di prendermi. La signora si è messa a correre in direzione degli orti urbani dove poco prima aveva visto delle persone ed infatti c'era una coppia alla quale la signora agitatissima ha chiesto aiuto. Mentre la donna cercava di tranquillizzarla, l'uomo si è messo a cercare il maniaco che però nel frattempo si era già dileguato. Superato lo shock, la signora è più che comprensibilmente allarmata. Lo Storga, anche se purtroppo trascurato, è frequentato da persone che amano camminare, fare jogging e spesso mi è capitato di incrociare donne sole che come me fanno la loro camminata quotidiana. Mi ha sinceramente scosso, perché mi chiedo, se non fossi stata vicina a delle persone, cosa avrebbe fatto questo. Ore da incubo per l'autista di un furgone sequestrato e derubato del carico da 3 banditi. L'uomo è stato rilasciato a Pederoba dopo essere stato legato ad un albero perché non lanciasse l'allarme. Una vicenda inquietante quanto misteriosa, quella che vede protagonista un autista bassanese di 56 anni, dipendente della ditta di trasporti Media Group di Rosà. L'uomo, secondo quanto lui stesso ha raccontato ai carabinieri, mentre era in viaggio dal Bellunese al Vicentino con un carico di occhiali da consegnare, ha subito un vero e proprio agguato a Ponte nelle Alpi, dove è stato fermato da 3 banditi e costretto ad accostare il furgone. L'azione è stata fulminea e l'uomo non ha avuto nemmeno il tempo di reagire. I 3
che avevano il volto coperto da maschere, l'hanno bendato ed immobilizzato con delle fascette da elettricista. Poi si sono impossessati del furgone e, tenendo in ostaggio l'autista, hanno guidato fino ad arrivare in una zona isolata nelle campagne di Pederobba. Un percorso misterioso di circa un'ora che è diventata un'ora di terrore per il 56enne. A Pederobba l'autista, costretto a scendere, è stato legato ad un albero mentre i malviventi si sono allontanati con il camion ed il carico di occhiali del valore di circa 50.000 euro. Sotto la pioggia battente, terrorizzato, dopo circa mezz'ora l'uomo è riuscito a liberarsi e a raggiungere a piedi la vicina birreria Petra Rubla, dove ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri di Montebelluna, ai quali l'autista, visibilmente provato e sotto shock, ha raccontato l'accaduto. La denuncia della rapina risale a venerdì scorso. Da allora i carabinieri stanno cercando ladri, bottino e furgone, ma fino ad ora nulla è stato trovato. Al momento gli investigatori stanno battendo tutte le piste, al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo il tragitto che il furgone con i banditi ed il rapito a bordo dovrebbe aver compiuto tra Ponte nelle Alpi e Pederobba. Un giallo per ora, ancora tutto da chiarire. 2 ladri arrestati, il terzo complice con le ore contate. Gli agenti del commissariato di polizia di Conegliano hanno fatto finire in cella i malviventi che hanno svaligiato la sacrestia della chiesa di San Fior, una banda arrivata in Veneto venerdì scorso per ripulire le case lasciate vuote per le vacanze di Ferragosto. Ladri trasfertisti che piombano nel territorio per svaligiare abitazioni e poi sparire nuovamente nel nulla. Ma l'aver preso di mira di notte la sacrestia della chiesa di San Fior è stato fatale a 2 romeni di 33 e 37 anni che la polizia è riuscita ad arrestare e a mandare in carcere. In 3 si sono arrampicati da qui, passando per il cimitero. Hanno divelto la grata in ferro, poi all'interno hanno scaraventato a terra un armadio blindato, tentando di scassinarlo, aperto cassetti, gettato sul pavimento di tutto. Gente che prende la macchina, in questo caso l'Audi A4 che abbiamo sequestrato, scende a valle e inizia a fare colpi. Il primo che hanno tentato di fare a San Fior, nel nostro distretto, gli è andato male perché la volante è riuscita a intervenire prontamente. Si sono appostati, hanno aspettato che questi uscissero e si sono trovati di fronte alla volante che li ha inseguiti a piedi. Un inseguimento rocambolesco, però ha portato al risultato di un primo arresto alle 3 di notte. Le successive indagini ovviamente hanno permesso di arrivare anche al secondo arresto. Determinante la chiamata al 113 dei residenti che hanno sentito in piena notte rumori sospetti. I 3 non erano ladri improvvisati, avevano comprato il giorno prima schede telefoniche italiane, in macchina avevano attrezzi da scasso. Un furto perpetrato alla sacrestia, con danni notevoli alla sacrestia, perché ci sono stati dei danneggiamenti con delle mazze ferrate e adesso continueremo a lavorare per trovare anche il terzo della cellula di questi soggetti che vengono a fare reati, in particolare i furti nelle abitazioni, in questo caso anche nelle chiese. Recuperata la refurtiva, coroncine e piatti in ottone del valore di alcune centinaia di euro, 2 di loro sono stati assicurati alla giustizia, ora è caccia al terzo uomo. Averli presi significa con buona probabilità aver sventato altre scorribande che il gruppetto stava per compiere approfittando delle case lasciate vuote per il Ferragosto. È stata fatta una richiesta di misura cautelare, quindi adesso attendiamo gli esiti e ovviamente le nostre attività investigative nei confronti dello sviluppo continuano sotto la direzione della magistratura. Incidenti stradali, giornata davvero difficile quella di oggi sulle strade del nostro territorio. Il primo incidente questa mattina sul passante all'altezza di Zero Branco. Sentiamo. Un ferito e una coda che ha raggiunto i 5 km di lunghezza sul passante di Mestre è il bilancio di un incidente tra 2 mezzi pesanti tra le uscite di Preganziole e Martellago Scorsei in direzione di Milano. Il tamponamento è avvenuto poco prima delle 11 di mattina nel territorio di Zero Branco. A causare lo scontro tra i 2 tir un precedente piccolo tamponamento che aveva provocato rallentamenti sulla carreggiata di marcia. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco provenienti da Mestre e Treviso, il SUEM con l'ausilio dell'Isoccorso e la
sull'appolstrada di Mestre. Ad aver avuto la peggio il conducente del camion con targa della Repubblica Ceca che aveva tamponato il primo tir. Il camionista era rimasto incastrato all'interno della cabina di guida ed è stato liberato dai soccorritori. Tutti illesi gli altri conducenti, compresi quelli dei mezzi del primo tamponamento. In prossimità dell'incidente hanno operato anche 4 mezzi con gli ausiliari e il coordinatore alla viabilità di Concessioni Autostradali Venete, in contatto con il centro operativo di Mestre della società. La chiusura di 2 corsie con transito consentito solamente in quella di sorpasso durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza ha provocato i 5 chilometri di coda. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso a mezzogiorno. E quella di oggi è stata una giornata davvero difficile sulle strade, sul passante di Mestre, nel tratto veneziano, questa volta tra Spinea e Mirano in direzione Padova. Nel pomeriggio c'è stato un altro tamponamento tra mezzi pesanti, un ferito grave e passante chiuso a causa della perdita del carico. La coda ha raggiunto i 10 km, la circolazione è stata riaperta solo pochi minuti fa. E nel Trevigiano in tarda mattinata è stata chiusa temporaneamente anche l'autostrada A27 in direzione Belluno per un camion in fiamme nei pressi del cavalcavia di Treviso Nord. Fortunatamente l'autista è riuscito a mettersi in salvo. Anche in questo caso lunghe code come traffico in tilt questa mattina dopo le 11:30 lungo la tangenziale di Treviso per un tamponamento tra un'auto ed un camion. In quest'ultimo caso miracolosamente illeso l'automobilista, ma pesanti appunto le ripercussioni alla viabilità. Ed ancora cronaca, incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere a Villorba. È rimasto schiacciato da un pesante manufatto in cemento mentre lavorava in un cantiere edile in via Tevere a Villorba. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'ennesimo incidente sul lavoro nella Marca si è verificato questa mattina, pochi minuti prima delle 9:30. L'operaio, un 43enne bosniaco, era impegnato nei lavori di ristrutturazione di una casa. Mentre si trovava all'interno di una buca nel giardino prospiciente l'abitazione, è rimasto schiacciato dal pesante blocco di cemento. Subito soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato al Cafoncello dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, per accertare la dinamica dell'infortunio, i carabinieri e gli ispettori dello Spisal. Ed ora il caso del caro affitti, atere le proteste di queste ultime settimane dei residenti. Oggi l'assessore regionale al sociale e all'edilizia residenziale Emanuela Lanzarin ha annunciato l'istituzione di 7 nuclei tecnici di analisi, uno per provincia, con operatività immediata. I 7 nuclei, coordinati ciascuno dal presidente dell'atere della provincia di riferimento, sotto la direzione dei rispettivi direttori e partecipati dai rappresentanti dei comuni interessati e dagli eventuali enti gestori pubblici, dovrà esaminare caso per caso le posizioni degli inquilini, affrontare i casi critici e proporre al tavolo di monitoraggio regionale entro il termine massimo del 30 settembre eventuali proposte di modifica della legge di riordino dell'edilizia residenziale pubblica. Fermo restando i capisaldi della riforma dell'edilizia pubblica che ha introdotto canoni di locazione parametrati all'effettiva capacità reddituale e patrimoniale delle famiglie e nel contempo capaci di garantire entrate minime sostenibili per mantenere il patrimonio immobiliare pubblico, sottolinea l'assessore Lanzarin, vogliamo fare in modo che la nuova metodologia di calcolo non penalizzi le fasce più deboli, gli anziani, i disabili, i genitori soli con figli. Durissima lettera del CIO che attacca il governo. La legge sullo sport in discussione al Senato intacca l'autonomia del CONI e va modificata. Tra le conseguenze peggiori di questo scontro potrebbe addirittura profilarsi la decadenza dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali Cortina-Milano 2026. Milano-Cortina. Dalla festa alla bacchettata e di quelle dure, tanto dure che nella peggiore delle ipotesi queste immagini potrebbero diventare un paradosso.
È davvero la peggiore e per ora più lontana delle ipotesi, ma resta come ipotesi. Altrimenti la lettera arrivata stamane dal Comitato Olimpico Internazionale e indirizzata al CONI non avrebbe costretto il numero 1 dello sport italiano, Giovanni Malagò, a inoltrare subito le 4 pagine di missiva, tra gli altri, al capo dello Stato Mattarella, al Presidente del Senato Casellati, ai Vice Premier, ai capigruppo dei partiti. Seria preoccupazione del CIO per alcune disposizioni della legge delega sullo sport voluta dal sottosegretario Giorgetti e in discussione al Senato, che intaccherebbe l'autonomia del CONI e che, se non modificate, potrebbero costringere il massimo organismo sportivo internazionale a decidere la sospensione o il ritiro del riconoscimento olimpico al CONI stesso. Effetti concreti: addio alla partecipazione italiana a Tokyo 2020, ma soprattutto addio a Cortina Milano 2026, assegnazione che decadrebbe. Ipotesi nerissima e che saprebbe di beffa tremenda, anche perché sarebbe un pasticcio tutto del governo. Insomma, il CIO non ce l'ha né con il CONI né con la Regione, ma con l'esecutivo giallo-verde. Nella lettera è scritto che il governo non può avere un controllo specifico sul CONI e la legge ne intaccherebbe chiaramente l'autonomia in 6 punti. Con la nascita di Sport e Salute, società per azioni partecipata da Palazzo Chigi, era stata definita una delega al governo per completare il processo di riforma dello sport con un apposito disegno di legge. Il testo, già approvato alla Camera e ora in esame al Senato, all'articolo 1 conferma l'ampia manovra concessa al governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo e soprattutto le molte competenze sottratte al CONI, su tutte la distribuzione di fondi, cioè soldi, alle federazioni sportive. Una guerra tra Malagò e Giorgetti che dal Veneto si osserva cercando di mantenere ottimismo. Diciamo che la situazione è certamente delicata, però nello specifico io credo che si troverà sicuramente un accordo, anche perché da una parte abbiamo sicuramente il CONI col Presidente Malagò, dall'altra parte io ho piena fiducia nel sottosegretario allo sport, Giorgetti, che tra l'altro è una persona molto attenta, molto equilibrata. Il CIO chiede modifiche a stretto giro di posta e si è detto comunque disponibile a una riunione congiunta a Losanna in settimana per discutere della questione. Lega e 5 Stelle però sembrano tirare dritto, ma per chi assieme al governatore Luca Zaia ha lottato a lungo e contro tutti per il sogno di Cortina Milano, lo spettro di una rinuncia è pura fantascienza. Nel momento in cui si parla di molte risorse che passerebbero dal CONI a questa nuova società del governo che è Sport e Salute, ovviamente ci possono essere in qualche modo dei contrasti e si deve trovare probabilmente una mediazione. È stato rimosso a tempo di record il murales apparso sulla restiera che contestava Matteo Salvini, rappresentato come il diavolo. È durato poco più di 24 ore il murales apparso nel sottopasso del ponte della Gobba, raffigurante un Matteo Salvini in versione satanica, con corni diabolici e crocifisso in mano. Come annunciato dal sindaco Mario Conte, il disegno è stato rimosso questa mattina. Ma sicuramente, se no lo toglievo io, di persona. Da quello che ho visto mi sembrava né brutto né offensivo. Giusto perché è diffamazione, quindi è meglio che non ci siano, che può dare un cattivo esempio. Beh, era carina come immagine, quindi alternativa. Toglierlo, sì. Perché ci sono posti dove si può fare i murales e lo fanno metterlo là. Una pulizia per direttissima, e sul perché di un così rapido e pronto intervento c'è chi non ha dubbi. Perché sei leghista anche lui? Avrei tolto qualsiasi altro murales che richiamava anche esponenti politici della sinistra. Io credo che la cultura debba essere altra cosa, anche per evitare di inquinare invece quel bel lavoro che dei veri artisti hanno eseguito proprio lì vicino lungo la restiera. Veri esempi di arte urbana come questi, poco più in là, dipinti sotto gli auspici del Festival Antropica e con la benedizione delle istituzioni, sindaco in primis. Ma dalla benedizione alla maledizione il passo è breve, soprattutto quando l'arte deborda nella politica. Era un murales che aveva dei simboli politici e anche religiosi, ed era una provocazione che francamente a molti cittadini non è piaciuta, quindi è stato rimosso. Quindi va bene l'arte, ma che non sia provocazione e motivo di scherno politico. Sì, a parte che non credo che il nostro sindaco sia consapevole della differenza tra provocazione e arte. Penso che le due cose, specialmente nel secolo passato, siano andate a braccetto molto spesso. È molto più imbrattante vedere una scritta senza senso che magari una forma di espressione che poteva essere considerata quella rimossa. E in effetti un dubbio rimane. A prendere per buono il criterio seguito per i repulisti, arte sì, contestazione no, balzano agli occhi questi segni superstiti, come questo o questo, ed altri in diversi punti della città. Forme artistiche a pieno titolo evidentemente, riconosciute come tali e risparmiate dal pennello censore, o forse, chissà, era solo finita la pittura.
Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri TG. Andiamo ora a Ponzano, dove fa discutere la decisione del Comune di escludere dal menù delle mense scolastiche la carne nei venerdì di Quaresima. Abbiamo chiesto semplicemente che i venerdì di Quaresima rispettino i dettami della religione cattolica. Via la carne dai menù delle mense scolastiche di Ponzano Veneto nei venerdì di Quaresima. Il provvedimento, che ha suscitato reazioni tra lo sbigottito e l'indignato, è stato voluto dal neosindaco Antonello Baseggio. L'amministrazione non ha fatto altro che indicare all'Euroristorazione, la ditta che ha vinto questo appalto, di considerare nei venerdì di Quaresima un menù appropriato e quindi che non ci sia la carne. Poi tutti gli altri giorni il menù è vidimato dall'USE e dalla Regione Veneto, quindi la carne, il pesce, la pasta e la pizza si turneranno. Per ragioni sanitarie o religiose qualsiasi persona può chiedere una variazione del menù, quindi i musulmani spesso chiedono che non ci sia la carne di maiale. Per lo stesso diritto è anche giusto che il Comune chieda altrettante indicazioni, altrettante regole da rispettare. Nessuna crociata, spiega il sindaco dopo aver letto sui social le prime reazioni. Non è il caso, dice, di stracciarsi le vesti per aver semplicemente deciso di collocare al venerdì il menù che prevede il pesce. Questo non è un menù religioso, questo è un menù tradizionale che rispetta la tradizione e quindi anche le tradizioni cristiane che appartengono alla nostra terra, come dovrebbe essere per l'intera Europa. Baseggio è pronto a respingere al mittente l'osservazione che la scuola pubblica è e deve rimanere laica. La scuola è laica perché deve essere, perché accoglie oramai bambini di molte etnie che sono cittadini italiani e non, perché magari ospiti dei nostri paesi. È pur vero che per poter accogliere dobbiamo anche essere forti nelle nostre tradizioni e usi e costumi. Ieri sera a Treviso la marcia silenziosa per non dimenticare il vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso a Roma. Hanno partecipato oltre un centinaio di persone. Da Piazza dei Signori fino alla sede del Comando Provinciale dei Carabinieri in via Cornarotta, un lungo corteo silenzioso, quello che ieri sera si è snodato per il centro di Treviso per ricordare il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cercello Rega, ucciso a Roma con 11 coltellate. Carabinieri, poliziotti, esponenti del mondo politico locale, ma anche tanti semplici cittadini hanno voluto rendere omaggio al giovane militare morto mentre faceva il suo lavoro. Avrei preferito che non aver organizzato queste cerimonie, perché è una cerimonia che comunque è una ricorrenza per una brutta cosa, per la morte di un collega, di un giovane collega, però la disgrazia ormai è accaduta e la partecipazione significa che la gente è vicina alle istituzioni, vicina ai carabinieri, vicina alla polizia, e quindi è un bel segno di onestà. Oltre un centinaio i partecipanti alla marcia dell'Italia onesta che non dimentica, il silenzio all'arrivo e poi un lungo applauso per non far cadere l'attenzione su questa tragedia che ha colpito un rappresentante delle forze dell'ordine mentre faceva il suo dovere. Trasversale il sostegno del mondo politico cittadino. Era giusto esserci come rappresentanza, anche se questa è una manifestazione puramente apolitica. Perché noi esprimiamo sempre la nostra vicinanza a tutte le forze dell'ordine. Qua non ci sono colori politici, ma solo il rispetto della morte di un giovane ragazzo. L'Arma dei Carabinieri non ha colore, l'Arma dei Carabinieri è importante, fa un servizio per tutta la società civile e penso che la presenza di così tante persone che non avevano nessun tipo di connotazione, era veramente trasversale, ne sia appunto la prova provata. Bisognerebbe dare una medaglia d'oro al valor civile a Mario Cercello Rega, dicono diversi rappresentanti dell'Arma, e da ex carabiniere parla il primo cittadino di Arcade, Domenico Presti. Vedere che un tutore delle forze dell'ordine che fa il suo lavoro quasi viene passato quasi lui per delinquente, credo che sia inaudita una cosa del genere. A breve il primo ciak del film dedicato ad Elisa Girotto, la mamma di Spresiano, morta di cancro dopo aver dato alla luce alla sua primogenita. La sua storia, quei 18 regali che Elisa ha voluto lasciare alla sua bambina per ogni compleanno fino a quando sarà grande, hanno commosso l'Italia intera. Ora la sua vita diventerà un film diretto dal regista Francesco Amato, protagonista l'attrice Vittoria Puccini, che nei giorni scorsi, prima di iniziare le riprese, si è recata a casa di Alessio Vincenzotto, marito
marito di Elisa, per capire davvero chi fosse questa giovane mamma, vedere le sue foto, sentire la sua voce registrata. Ad interpretare la figlia di Elisa, Anna, sarà l'attrice Elisabetta Porcaroli, rivelazione di quest'anno e premiata con il Nastro d'Argento 2019. Spazio ora alle notizie dalla provincia di Belluno. Le polemiche ora sulla chiesetta simbolo del Vajont. Alle 15 funzionari dell'ANAS sono arrivati nella tenuta Proti, dove appunto insistono i resti dell'ex chiesetta spazzata dal Vajont per la notifica della presa di possesso dell'area. Il proprietario in presidio da questa mattina: non vi autorizzo ad entrare. Vediamo. Sulla base della notifica che vi è stata recapitata. Vi dica lei, altrimenti facciamo il lavoro che dobbiamo fare e andiamo via. Il procedimento è illegittimo perché non mi avete notificato il decreto con cui avete o avreste riformulato i frazionamenti e quindi ridenominato i mappali. Alle 15, come da notifica dell'atto amministrativo di presa in possesso dei terreni da espropriare, i funzionari di ANAS si sono presentati nella tenuta Protti. Il dialogo si è svolto sotto lo sguardo vigile degli uomini della Digos e di alcune persone sopravvissuti e superstiti del Vajont, che spontaneamente si sono presentate per sostenere la battaglia di Giovan Battista Protti. Qua si continua ogni giorno a lottare per avere il diritto di ricordare, ed è una cosa indegna veramente. Noi siamo qua a sostegno di chi cerca di mantenere questo unico luogo che rappresenta ancora qualcosa. Una battaglia in punta di diritto. Giovanni Battista Protti ha dato la sua disponibilità a far entrare ANAS nella sua proprietà solo dopo il perfezionamento delle notifiche dei provvedimenti, poiché nella comunicazione di 5 giorni fa ANAS ha scritto che vi era allegato anche il decreto in cui venivano indicati i mappali in seguito ai nuovi frazionamenti, che in realtà, sostiene Protti, non ci sono. ANAS ribatte: nella comunicazione sono presenti. Fintanto che non mi comunicherete voi i frazionamenti in cui c'è stata la separazione fra il rudere e l'altra parte, non entrerete, non avete il mio permesso di entrare in alcuna parte del fondo. E così, senza una firma, i funzionari si sono allontanati annunciando la redazione di un verbale. La prima giornata di protesta ufficiale segna un punto a favore della proprietà. Il progetto della variante è pubblicato nel sito di ANAS. Il tracciato all'altezza di Faè è cristallino. Una protesta, quella dell'avvocato Protti, iniziata questa mattina. Avvocato Protti, una protesta gandiana? Assolutamente sì, sono io la barricata. Seduto su una sedia davanti all'ingresso sbarrato della tenuta, Giovanni Battista Protti di primo mattino ha iniziato a presidiare quel luogo il cui significato va ben oltre la nuda proprietà. La notte del 9 ottobre la parte più a sud dell'abitato di Faè Alto venne spazzato dall'immane onda del Vajont. Sorgeva qui la vecchia chiesa di Faè di Longarone, spazzata dall'onda del Vajont. La famiglia Protti ha ricostruito in memoria una cappella dove tutt'oggi si celebrano funzioni religiose. Qui dovrebbe passare il tracciato della variante di Longarone. Il progetto, di cui però la sovrintendenza non so cosa abbia detto, vorrebbe erigere un muro alto 2 metri qua per 35 metri in quella direzione. Questo risulta dalle carte. Di buon'ora assieme a Protti sono arrivati anche i funzionari dell'ANAS, invitati ad uscire dalla proprietà dopo che vi erano entrati da un ingresso secondario. Poco dopo, mentre realizzavamo questo servizio, il colore delle pettorine si è di nuovo palesato fra gli arbusti poco distante dall'ingresso della chiesetta, e a Giovanni Protti non è rimasto che intimare nuovamente a quei tecnici di andare fuori dal suo terreno. Buongiorno, io vi posso domandare in che cosa consiste la vostra attività oggi? Buongiorno, purtroppo non sono autorizzato a rilasciare dichiarazioni, sono un funzionario che deve seguire quello che è stato notificato al proprietario. L'azienda provvederà nel più breve tempo possibile a fornire comunicati circa l'operato di oggi. Ieri al tavolo del MIBACT con Regione e Comune di Longarone era emessa la volontà di svolgere ulteriori accertamenti. Protti ha dato la sua disponibilità a collaborare, ma fino ad ora gli atti dicono che quel luogo della memoria rischia di essere violato. Non ho voglia di modificare una situazione che chi prima di me ha deciso di mantenere così, quindi ritengo che sia una decisione condivisibile e per questo sto facendo questa mia piccola battaglia. Ed era questo l'ultimo servizio, tra poco torna a 20:10, questa sera ospite in studio di Nicola Zanetti sarà Riccardo Scalise, più noto come Mr. Selfie.
È tutto dunque, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. La giornata di mercoledì 7 agosto sarà caratterizzata da un tempo decisamente variabile sul nostro territorio a causa dell'arrivo di un veloce fronte instabile. Nel dettaglio sul Veneto al mattino avremo ampi spazi soleggiati, poi col passare delle ore la nuvolosità sarà in aumento un po' dappertutto con temporali via via più frequenti e localmente anche violenti, tuttavia in attenuazione durante la nottata. Temperature minime in aumento, comprese tra 21 e 25 gradi, le massime invece saranno sostanzialmente stazionarie e oscilleranno tra i 27 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Nella prima parte della giornata avremo bel tempo, ma la situazione cambierà decisamente nel corso del pomeriggio con rovesci un po' ovunque, come vediamo. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime comprese invece tra 28 e 29 gradi, dunque calde ma del tutto gradevoli. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche in questo caso maggiori spazi soleggiati al mattino, poi peggiorerà un po' dappertutto con temporali diffusi e localmente anche intensi. Temperature invariate, minime sui 20 gradi, massime sui 31 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.